Torture, aggressioni, truffe, incendi, rapine e violenze domestiche, gran lavoro per le forze dell'ordine a contrasto di molteplici reati. La Sicilia resta arancione mentre gran parte dell'Italia va verso le riaperture. Questo è un weekend straordinario per le vaccinazioni. La scuola si adeguerà alle nuove percentuali una settimana dopo. Manifestazione contro il coprifuoco. Il TAR dà ragione a Roberta Zicari che scavalca tutto lo mondo, già assessore e prende il suo posto in Consiglio. Approvato il piano di utilizzo del demanio marittimo, dopo un controllo della Regione passerà da Aula Sollano per l'approvazione. L'Acragas si prepara ad affrontare la terza giornata di eccellenza e la SEAP si allena per i play-off. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della conferenza stampa dei Carabinieri su vari reati in provincia, torture, invalidi e aggressione ad ex assessore. Arrestati 2 quindicenni a Licata. 3 persone sono state denunciate a Campobello di Licata, avrebbero azzerato i contachilometri delle auto in vendita in un autosalone per poterle vendere a prezzi ritenuti fuori mercato e poi bruciata concessionaria a Canicattì. Nessun dubbio sull'origine dolosa. Il nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stampa oggi presso il comando della compagnia dei Carabinieri provinciali di Agrigento per illustrare una serie di operazioni brillantemente portate avanti dai Carabinieri della provincia e che hanno interessato diversi comuni, tra cui Licata, Canicattì e Campobello di Licata. A Campobello di Licata è stato sequestrato un concessionario di auto, 3 persone azzeravano i contachilometri in macchine usate denunciati dai Carabinieri per frode in commercio. A conclusione della complessa e articolata attività di indagine coordinata dal procuratore della Repubblica, dottor Patronaggio, i militari della stazione dei Carabinieri di Campobello di Licata hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Agrigento su proposta del PM Maria Barbara Grazia Cifalino, apponendo i sigilli su uno stabile adibito ad autosalone per la rivendita di auto usate e a 28 automobili di varie marche e modello contenuti al suo interno. Le indagini hanno permesso di ricostruire le vicissitudini di diverse autovetture vendute da una società commerciale di Campobello di Licata specializzata nella compravendita di auto usate, la quale per giustificare il prezzo minore fuori mercato imposto alle proprie auto in vendita aveva deciso di diminuire i chilometri riscontrati nella strumentazione dei veicoli, ponendo in vendita delle auto con qualità diverse da quelle dichiarate dal cliente. Altra operazione si è conclusa a Licata, dove il collocamento in comunità di 2 minorenni è finito il lungo incubo di 3 disabili divenuti vittime di tortura a Licata. A mettere fine sono stati i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia. Al termine delle indagini coordinate dal procuratore della Repubblica per i minorenni di Palermo, dottor Massimo Russo, hanno eseguito le ordinanze di misura cautelare firmate dal GIP su richiesta della sua indicata procura. I militari dell'Arma hanno accompagnato entrambi i 14enni incensurati licatesi in 2 distinte comunità. Oggi abbiamo lavorato con proficua forza e con lavoro di squadra con la Procura dei minori di Palermo, anzi ringraziamo il procuratore, il dottor Guardì della Procura dei minori di Palermo per il sostegno che ci ha dato. E poi soprattutto sì, oggi è la seconda parte dell'inchiesta che ormai va avanti da diverso tempo riguardante delle torture che sono state fatte nei confronti dei disabili a Licata. Questa volta è toccato ai minorenni che da nuovi video che sono stati acquisiti abbiamo avuto modo di poter vedere situazioni davvero al limite della sopportazione. Oggi li abbiamo presi tratti via da un ambiente assolutamente degradato e portati in delle comunità nel catanese, a Biancavilla e ad Acireale, dove saranno coccolati e cercati di essere tirati fuori da situazioni complesse quali quelle dove si trovano a Licata, dove ovviamente purtroppo riscontriamo quotidianamente un forte degrado socio-culturale. Cerchiamo di lavorare tutti i giorni proprio affinché si possa trovare una soluzione e migliorare le condizioni in generale della città. Per questo proprio risiede nella funzione sociale dell'Arma dei Carabinieri. L'arresto in sé
serve a poco se non a crescere dei semi che possano poi creare un fiore di speranza e di legalità in città. È un ambiente che stiamo controllando, cerchiamo di controllarlo anche per evitare che questi minorenni possano sviluppare un'inclinazione criminale. In questo caso praticamente abbiamo avuto la prova che questi due minori hanno compiuto uno degli episodi di tortura nei confronti delle persone che già in passato erano a noi note e che avevano determinato il fermo dei maggiorenni. Quindi questa si tratta di un'indagine che è una costola dell'altra indagine che riguarda i maggiorenni. Intanto, ancora una volta, è da segnalare la funzione sociale dell'Arma dei Carabinieri, che anche con i suoi più piccoli comandi è vicina alla gente e si adopera perché la popolazione non rimanga vittima di qualsiasi tipo di reato. Noi non dobbiamo arrestare, bloccare, dobbiamo curare, e per curare bisogna essere tutti insieme, istituzioni pubbliche, ma anche la Chiesa, il privato, la stampa, tutti coloro i quali possono far veicolare un messaggio di positività, di miglioramento, di crescita sociale, di stop a quello che è un degrado morale in generale. A Canicattì un malvivente con il volto coperto da un passamontagna nero, in mano un grosso cacciavite, ha avvicinato un corriere espresso chiedendogli di consegnare l'incasso della giornata. Lo stesso corriere che esattamente un mese fa era stato rapinato. Questa volta però il lavoratore ha reagito lanciando addosso al bandito un pacco che aveva in mano appena ritirato e rifugiandosi in un'attività commerciale poco vicina. Il rapinatore è fuggito portando con sé il giubbotto del corriere che era sul sedile del furgone, convinto che ci fossero dei soldi. Il giubbotto è stato ritrovato da una pattuglia della polizia nei minuti successivi, non appena è scattato l'allarme, in via Cipro, una parallela di via Favignana dove è accaduto il fatto. Gli agenti del commissariato di Canicattì hanno subito avviato le ricerche, provando a rintracciare l'individuo con accento canicattinese che aveva tentato la rapina. Poi hanno verificato l'eventuale presenza di telecamere e di impianti di videosorveglianza pubblico-privata. Lo stesso corriere lo scorso 25 marzo è stato rapinato di 2.750 euro ed un assegno bancario di 350 euro. Allora a entrare in azione in via Madonna delle Rocche uno sconosciuto con il volto coperto e armato di coltello. Violenza tra le mura di casa, vittima una donna agrigentina che ha allertato le forze dell'ordine per intervenire nella sua abitazione a Fontanelle, dove il coniuge, un cinquantenne in presenza dei figli minorenni, la stava aggredendo e minacciando. Sul posto sono giunti i poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento che lo hanno condotto alla caserma Angelone e lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica per minaccia e maltrattamenti. Per il cinquantenne è anche scattato un provvedimento urgente di allontanamento dalla casa familiare. Diminuisce il fattore di rischio da alto a moderato, ma aumenta leggermente l'RT da 1,03 a 1,12 e così la Sicilia rimane in arancione. In un'Italia quasi tutta tinta di giallo da lunedì prossimo 26, in concomitanza con le annunciate riaperture che riguarderanno appunto le regioni collocate nella fascia più bassa di rischio. E continua intanto il lungo open weekend di vaccinazioni senza prenotazione. Iniziato giovedì, la fascia da 60 a 79 anni che gode di buona salute sta ricevendo l'AstraZeneca nelle 66 strutture operative in tutte le province. Agli ultra sessantenni aventi diritto perché fragili vengono somministrate dose di Pfizer o di Moderna. E il commissario straordinario dell'ASP di Agrigento Mario Zappia si scusa per il sovraffollamento registrato al centro vaccinale del villaggio Mosè. Spiega che la maggiore affluenza di persone registrate è da mettere in relazione alla novità sostanziale rispetto allo scorso fine settimana, ovvero la somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna senza prenotazione. Vediamo. Si sta andando avanti a sprombattuto, sempre compatibilmente con le dosi, però abbiamo due novità importanti. Settimana scorsa c'è stato l'Open Weekend al Lab. E anche questa settimana viene ripetuto perché giovedì, venerdì e sabato e domenica di questa settimana verrà riaperto l'hub e verranno riaperte tutti i centri vaccinali per le vaccinazioni.
Cerco di chiarire un po' come andrà. Intanto vi dico che di AstraZeneca, che era l'apertura di settimana scorsa, nei 3 giorni abbiamo fatto 3.000 dosi, quindi 3.000 persone sono venute a farsi vaccinare. Io faccio un plauso a loro perché sono riusciti a mettere almeno una pietra nella loro libertà, perché sapete bene che con il nuovo disegno di legge noi saremo, diciamo, tra virgolette, liberi di circolare nelle nostre province, nelle nostre regioni con il certificato vaccinale, con l'avvenuta vaccinazione. Questa settimana è un po' diversa perché giovedì, venerdì, sabato e domenica è aperto la vaccinazione AstraZeneca sempre per gli aventi diritto, quindi stiamo parlando dei soggetti che hanno over 60, quindi per i soggetti che sono nati nel 1961. Dal 1 gennaio 1961 in poi sono vaccinabili e quindi potranno chiedere la vaccinazione AstraZeneca. Se vi ricordate, noi abbiamo rinviato un po' di persone che erano non regolarmente iscritti per Astra, ma avendo patologia avevano diritto al vaccino Pfizer e quindi sono stati rinviati in attesa di vaccini, che arrivasse il vaccino Pfizer. Sono arrivati, abbiamo invitati un po' di vassoi, quindi in teoria io faccio l'invito a coloro che sono stati rinviati perché per patologie, per fragilità avevano necessità di fare il vaccino Pfizer. Questa settimana al lab, solo al lab, oltre al vaccino AstraZeneca che farete in tutti i posti, solo al lab è possibile fare vaccinazione Pfizer e Moderna, oltre che all'AstraZeneca, liberi per tutti quelli che ne hanno diritto. Quindi AstraZeneca, da chi è nato dal 1 gennaio 1961 in poi, può fare l'AstraZeneca. Le persone over 80 che vogliono accelerare rispetto alla prenotazione e hanno diritto al Pfizer possono andare al lab, solo al lab, per fare il vaccino Open Pfizer e Moderna e solo al lab. Open AstraZeneca è ovunque. Le persone che sono state rinviate dai 60 anni in poi per patologie o fragilità possono andare a fare Pfizer al lab e quindi questo Open Hub è per tutto. Ci auguriamo mi auguro che settimana prossima possa darvi qualche buona notizia sul grande numero di cittadini che finalmente, avendo la possibilità, non hanno più motivo di aspettare chiamato altro. Ad Agrigento flash mob organizzato da Fratelli d'Italia per dire no al coprifuoco. Arturo Cantella. Flash mob di protesta a Samani del partito della Meloni Fratelli d'Italia davanti alla Camera di Commercio di Agrigento. Un'estate con il coprifuoco sarebbe la morte per ristoranti, bar, alberghi e tutte le attività che vivono con il turismo. Noi siamo fortemente contrari al coprifuoco fino al 31 luglio. Questo significa veramente consegnare il nostro patrimonio turistico ai paesi stranieri come quelli della Spagna e della Grecia. E tutti gli indicatori turistici dopo queste dichiarazioni, dopo questo decreto, naturalmente sono crollati a favore delle imprese straniere. Noi, come soprattutto in questo territorio di Agrigento, viviamo di turismo, significa che avremo un'estate veramente di chiusura e naturalmente senza un'economia naturalmente risalita. Dopo naturalmente un anno di chiusura significa veramente portare le nostre imprese turistiche e le imprese connesse al lastrico. Oggi siamo davanti alla Camera di Commercio appunto per dare questo segnale. Mi sa che la prossima volta purtroppo saremo qua ad accompagnare le aziende che chiuderanno le proprie partite IVA. Noi non ce lo possiamo permettere, non possiamo permettere che il governo veramente distrugga il settore economico turistico di questa nazione. Quindi siamo qua veramente per dare il nostro contributo. Il partito si attiverà sia a livello parlamentare che anche naturalmente nelle piazze italiane. Oggi Fratelli d'Italia è scesa in piazza, diciamo simbolicamente, a sostegno di tutte quelle imprese e le categorie vessate da questa grave pandemia che ha colpito la nostra nazione e tutto il mondo, però dopo un anno di emergenza ormai non si può più parlare appunto di emergenza e quindi le misure adottate dal governo, non per ultima la drammatica scelta e drastica del coprifuoco fino al 31 luglio
fino alle 22 è impensabile mettere in ginocchio, ha messo già in ginocchio perché già le prenotazioni si fanno sempre più lontane, cioè incentiviamo sempre i turisti ad andare all'estero, quando in Italia le nostre attività si sono anche organizzate da un punto di vista sanitario e di sicurezza per raccogliere anche i clienti. Quindi riteniamo che questa scelta del governo Draghi con il ministro Speranza è assolutamente inadeguata e va fatto subito un passo indietro. Un importante appuntamento per tutti noi, ma soprattutto per gli imprenditori e per chi ha una partita IVA che in questo momento sta soffrendo. Ancora di più perché questa iniziativa di prolungare questo coprifuoco che già il Dipartimento Scientifico ha già bollato come completamente inutile per attenuare, per bloccare i contagi, si vuole prolungare fino al 31 luglio, uccidendo completamente tutte le attività turistiche e imprenditoriali che sono collegate. Voglio ricordare anche che non c'è solo il comparto ristoratori e bar e tutto il comparto turistico, ma voglio ricordare che è collegato anche tutto il comparto cerimoniale, perché tutte le cerimonie sono state bloccate, rinviate. Pensiamo noi al mese di giugno, luglio, andare a fare delle cerimonie di mattina. È impossibile, quindi diciamo che noi stiamo protestando per questo motivo, perché è veramente una follia. Dobbiamo invece renderci conto che il contagio deve essere contenuto in altri modi e con il buonsenso di tutti noi. Anche noi giovani aderiamo a questa iniziativa per dire basta al coprifuoco, per difendere la scuola, il lavoro, la socializzazione dei giovani che sono stanchi di queste misure restrittive che limitano la nostra libertà. Io sono qui per portare la voce di tutti i giovani della provincia di Agrigento che vogliono ribellarsi in nome della libertà e vogliono dire basta a chi ci vuole tutti omologati e tutti con la testa bassa. Alziamo la testa. Dopo la caduta del governo Conte, anche per le critiche rivolte alla gestione del dossier recovery, il Piano Nazionale di Impresa e Resilienza è uscito dai radar del dibattito pubblico. Adesso il testo messo a punto dal governo di Mario Draghi entro il 30 aprile dovrà essere inviato a Bruxelles. Il servizio di Lello Casesa. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare oggi il piano di ripresa e resilienza, una bozza di oltre 300 pagine con dentro 4 grandi riforme, 3 priorità trasversali di sostegno a giovani, donne e sud, previsti 30 grandi infrastrutture di ricerca e uno di eccellenza per le epidemie. Non pare tutto scontato per le forti e vibranti tensioni politiche all'interno della maggioranza di governo. Stop a quota 100, 228.000 nuovi posti per gli asili nido, accesso snello, semplificazione digitale per la pubblica amministrazione, la laurea varrà già come esame di Stato, previsti 25 miliardi per i treni veloci, nessuna proroga per il super bonus che si concluderà nel 2023. La bozza prevede che il 40% delle risorse vadano al sud, il 38% a progetti verdi e il 25% a progetti digitali. 4 importanti riforme della pubblica amministrazione, della giustizia, per la concorrenza e le semplificazioni. Un decreto servirà a snellire le norme con una supervisione centralizzata a Palazzo Chigi e misure snelle e veloci per rendere rapide le autorizzazioni. Altro decreto servirà per le assunzioni nella pubblica amministrazione che rafforzeranno l'attuazione del recovery. Il terzo decreto per definire la governance e la cabina di regia a Palazzo Chigi. Si prevede un rafforzamento degli uffici della Presidenza del Consiglio che coinvolge le amministrazioni coinvolte, gli enti locali e le parti sociali. Previste misure di 6,7 miliardi per le rinnovabili, internet veloce, 25 miliardi per la rete ferroviaria veloce e 228.000 nuovi posti negli asili nido. I presidi delle scuole superiori siciliane hanno una settimana di tempo in più per adeguarsi alle nuove percentuali di studenti in presenza che il governo ha deciso da lunedì nel resto d'Italia. C'è il servizio.
I presidi nelle scuole superiori dell'isola hanno una settimana di tempo in più per adeguarsi alle nuove percentuali di studenti in presenza che il governo ha deciso da lunedì nel resto d'Italia, dal 70 al 100% nelle zone gialle e arancioni, dal 50 al 75% nelle zone rosse. Una circolare firmata dall'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla indica la data del 3 maggio per adeguarsi alla nuova organizzazione. Dalla scuola dell'infanzia alla terza media invece da lunedì, sia nelle zone rosse che arancioni dell'isola, tutti gli alunni saranno in presenza. Fino al 30 aprile prossimo, si legge nella circolare di Lagalla, sarà consentito agli istituti superiori di secondo grado di continuare a operare anche in zona gialla e arancione con percentuali di utenza inferiori a quelle aggiornate dal provvedimento nazionale sia pure, ma è al di sotto del 50%. Pertanto il raggiungimento del previsto range dal 70 al 100% potrà essere avviato a decorrere dal 3 maggio, ma i presidi di fronte a particolari esigenze potranno chiedere all'assessorato regionale di andare anche oltre la data fissata del 3 maggio. Se per motivate e documentate ragioni di forza maggiore, si legge ancora nella circolare, si rendesse necessario presso uno o più istituti estendere il termine, i dirigenti scolastici interessati dovranno avanzare giustificata richiesta di autorizzazione all'assessorato scolastico. In ogni caso l'assessore precisa che in zona rossa, allorché sussistono rilevanti rischi sanitari derivanti da critico e straordinario innalzamento della curva epidemiologica, permane in capo al presidente della regione e ai sindaci la potestà di disporre con propria ordinanza la sospensione generalizzata o limitata per istituti scolastici o per diversi ordini e gradi delle attività didattiche in presenza. A vincere dunque sono state le preoccupazioni dei presidi che fino ad oggi, in occasione della riunione della task force regionale, hanno manifestato le loro perplessità sul rientro di massa in presenza, soprattutto a poco più di un mese dalla fine dell'anno scolastico. Anche gli studenti sono sul piede di guerra, stamattina proteste, ad esempio a Caltanissetta, e nei prossimi giorni probabilmente anche a Palermo. Intanto il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico darà disposizioni alle ASP per potenziare lo screening anti-Covid-19 presso la popolazione scolastica. Con la circolare infine l'assessore Lagalla invita i dirigenti scolastici a far rispettare le consuete norme di sicurezza, distanziamento, utilizzo delle mascherine, meglio se FFP2, monitoraggio della qualità dell'aria e sanificazione degli ambienti. La Giunta Comunale di Agrigento ha approvato il piano di utilizzo del demanio marittimo. Il piano è stato redatto secondo i criteri stabiliti dall'assessorato regionale territorio ed ambiente e le linee guida della regione siciliana. È stato progettato interamente dall'ufficio comunale diretto da Franco Vitellaro. L'obiettivo principale del piano è quello di valorizzare l'uso delle spiagge, promuovendone in primo luogo una migliore fruizione balneare con una serie di interventi puntuali e a largo raggio che diano risposte adeguate alle varie esigenze che si presentano. In tale ottica esso costituisce puntuale documento di pianificazione che individua le modalità di utilizzo del litorale marino e ne disciplina gli usi sia per finalità pubbliche sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico. Un vero e proprio strumento urbanistico che dopo un primo controllo della Regione passerà all'approvazione del Consiglio Comunale in forma preliminare. Ribaltone all'interno del Consiglio Comunale di Agrigento. Roberta Zicari, proclamata consigliere, subentra all'attuale assessore Gianni Tuttolomondo. Il TAR Palermo, con apposita sentenza, ha accolto il ricorso correggendo il risultato elettorale. In particolare il TAR ha rilevato come a Roberta Zicari sono stati illegittimamente assegnati 252 voti invece che 275 che le consentono di superare il candidato Tuttolomondo, a cui sono stati attribuiti 257 voti. Il TAR Palermo ha anche condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1000, oltre accessori. Restauro della targa che commemora Goethe. Agrigento restituisce decoro e lustro a un angolo della città e allo scrittore tedesco. Vediamo. Su iniziativa del Consorzio Turistico Valle dei Templi di Agrigento, presieduto da Emanuele Farrugia, è stato accolto l'invito per restaurare una targa commemorativa sita in via Celauro che ricorda la sosta di Goethe nella nostra città. Presenti alle iniziative il direttore dell'Ente Parco Sciarratta e il sindaco di Agrigento Miccichè.
Abbiamo messo assieme il Comune di Agrigento e il Parco Archeologico in questa iniziativa che ci è stata sollecitata dalle guide turistiche che fanno parte del consorzio turistico, per cui questo è un punto dove tutti i tour del centro storico di Agrigento passano da questo palazzo e tutte le guide indicano questo palazzo dove ha abitato nel 1787 per 4 giorni, ha abitato Goethe, uno dei più famosi viaggiatori d'Europa, ha scritto cose straordinarie su Agrigento. Oggi è uno di quei giorni perché è stato il 23, 24, 25 e 26 aprile del 1787, per cui grazie al Parco Archeologico che ha messo a disposizione tutto il suo staff per il restauro, oggi è una data importante per noi operatori del turismo, tra l'altro in sofferenza per il periodo, ahimè, del Covid. Oggi è un giorno importante di rinascita del centro storico. Noi siamo fautori della riqualificazione di tutto ciò che può essere di positivo per la visita di questa città. C'è stato l'interesse del consorzio turistico che ci ha chiesto un nostro intervento per quanto riguarda il restauro di questa targa a memoria di un illustre letterato e scrittore che è venuto ad Agrigento, ha soggiornato, ne ha parlato e ne ha decantato le bellezze di cui ne siamo orgogliosi e ancora oggi se ne parla, per cui abbiamo ritenuto ovviamente di dover dare il nostro contributo attraverso la nostra restauratrice Rizzopin, per cui siamo contenti di questa iniziativa e di aver potuto dare anche noi il nostro contributo. Oggi è un importantissimo evento, quello della ristrutturazione della targa a Goethe. Ricordo che lui fu ospite qui nel 1780, fu ospitato da questa famiglia, quindi è stato poi un onore poterlo avere qui tra gli agrigentini. Oggi finalmente, grazie anche all'intervento del parco e di chi si sta occupando del restauro, finalmente possiamo anche godere di quest'altra opera che penso che è un fiore all'occhiello per la nostra città. Stamattina cominceremo i lavori per la manutenzione della targa di Goethe. Diciamo che è in buonissimo stato, però ha bisogno di ripristinare quella patina che è andata via col tempo, per cui faremo dei lavori di pulizia, faremo un bloccaggio della corrosione che momentaneamente è in atto e poi metteremo quella protezione che necessitano i monumenti che sono all'aperto. L'intervento durerà circa una settimana e poi restituiremo alla popolazione di Agrigento la targa nel suo splendore. L'associazione Il Cerchio, nata ad Agrigento per abbracciare la cultura pirandelliana, compie 25 anni. Lello Casesa. 25 anni fa nasceva ad Agrigento l'associazione culturale Il Cerchio, un piccolo centro di studi per il coordinamento, le iniziative per i beni culturali che diventerà sempre più imponente e robusto occupandosi di turismo, sport, spettacolo e solidarietà. Era il 24 aprile del 1995, alcuni audaci pensatori costituivano l'atto notarile. Anno dopo anno si sono organizzate e diffuse in Italia e nel mondo migliaia di iniziative con l'unico vero obiettivo: costruire con le risorse naturali, ambientali e culturali del caos un progetto aggregante, da lì il nome Il Cerchio, per valorizzare, divulgare e promuovere l'immagine della città e del suo più grande drammaturgo, Luigi Pirandello. Unico folle pensatore Dino Barone, leader massimo. Come non ricordare le iniziative al Parco Letterario Pirandello, i caffè letterari, la città teatro, il treno letterario, la Biennale d'Arte e Cultura Luigi Pirandello, l'alternanza scuola-lavoro, la produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, i viaggi sentimentali, gli spettacoli all'aurora e al tramonto, le iniziative con i parchi letterari italiani e soprattutto un grazie di cuore ai tanti studiosi agrigentini illustri che ci hanno da sempre guidato e sostenuto in questo 25° anniversario. Sì, oggi ricorre il 26° anniversario che noi sempre festeggiamo ogni anno. Il 24 aprile del 95 abbiamo fondato questa nostra associazione, Il Cerchio, un'associazione culturale
con il sottotitolo Il cerchio tenendo studi, iniziative e coordinamento per i beni culturali, lo sport, il turismo, lo spettacolo e la solidarietà sociale. In questi anni abbiamo fatto tantissime iniziative, non c'è bisogno che lo dice il sottoscritto, ma siamo qui per ricordare che nonostante la pandemia che ci coinvolge in questi 2 anni, continuiamo noi, tutti i soci e tutti coloro che collaborano, perché ci sono anche collaboratori esterni, a cercare di portare avanti le nostre iniziative relative a tutte le progettazioni che in genere annualmente prepariamo. Pensi che abbiamo preparato anche quest'anno delle progettazioni che abbiamo anche inviato al Presidente del Consiglio relativamente al Recovery Fund, perché noi crediamo in questa nostra città, una città che ha tutte le qualità insite per poter esplodere e diventare primeggiare nel mondo con i suoi beni culturali, il turismo e la città teatro, che è sicuramente il progetto principe. I nostri successi non sono quelli materiali, i nostri successi sono quelli in fondo che fanno in modo che i giovani possano credere nel futuro e creare le premesse per continuare a migliorare sempre insieme agli altri. E il fondamento di tutto è la rete, cioè credere nella collaborazione con altre associazioni, con gli enti locali, con gli enti pubblici, i privati e tutti coloro che vogliono fare in modo che ci sia nella nostra provincia e quindi anche nella nostra regione qualcosa che faccia e porti avanti i nostri obiettivi, che sono quelli di dare lavoro ai giovani e fare della cultura un motore di sviluppo economico. Il rilancio dell'Italia e della Sicilia attraverso l'export, il ruolo di Marsala, ma anche la necessità di risolvere i conflitti nel Mediterraneo sono alcuni dei temi affrontati dal Presidente della Regione Nello Musumeci in apertura della conferenza stampa nazionale ospitata a Palazzo d'Orleans per presentare la 3ª edizione degli Stati Generali dell'Export, che si terranno a Marsala dal 24 al 26 settembre. Vediamo. Dalla Sicilia presentiamo ai più dinamici mercati internazionali un export improntato ad ottimismo. La pandemia non può assolutamente bloccare il brand di una terra come la Sicilia, che vuole continuare a conquistare spazi di mercato, soprattutto col suo agroalimentare. Ringrazio il Presidente Zurino per aver creduto a questa nostra iniziativa e a settembre ci vedremo a Marsala, capitale dell'export siciliano nel mondo. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. I teatri sono chiusi da 1 anno, ma davanti alla crisi c'è un mondo che cerca di non arrendersi. A Messina una coppia di attori hanno inventato il teatro a domicilio. C'è il servizio. Girano in Vespa per esibirsi a domicilio in un teatro improvvisato all'aperto. È il progetto di 2 attori di Messina che anche in questo difficile momento hanno voluto offrire a chi ama il teatro la possibilità di vivere emozioni uniche. I cittadini prenotano e nell'orario concordato arriveranno i 2 attori con la loro Vespa per esibirsi in spettacoli teatrali sotto i balconi, le finestre, nei cortili, nelle terrazze, in strade e anche nelle piazze. L'iniziativa di Giuseppe e Cristiana ha già riscosso un grande successo. Ai nostri microfoni ci spiegano come funziona il teatro a domicilio. Quindi devo prenderla adesso o dopo? No, non la prendi più. Oggi, digiuni. Quest'idea è stata un'occasione gigantesca che abbiamo colto in forza di una proposta che era quella di Ippolito Chiarello, che lavora a Lecce e che ha messo a disposizione il format del barbonaggio teatrale, che lui comunque realizzava già prima della pandemia, e da qui effettivamente il desiderio molto forte di partire a dicembre e di arrivare proprio alla gente,
mettendoci appunto sotto i loro balconi, nei loro cortili o comunque appunto sui pianerottoli, ed è stata effettivamente una grandissima occasione che ci ha consentito di essere tra la gente, ma soprattutto per la gente che ci chiamava direttamente per avere quello che desiderava finalmente potesse tornare tra loro. Una risposta effettivamente straordinaria, oltre le nostre stesse aspettative, proprio perché la gente ha fame di prossimità, ha fame di poesia, ha fame di magia. Noi riteniamo che questa è un'occasione straordinaria proprio perché ci consente di portare dei testi, quali Due passi sono, il nostro storico spettacolo che narra della malattia, o comunque Leopardi, che come dire, consentono un confronto con dei temi con cui spesso la realtà quotidiana non vuole avere a che fare, quindi la malattia, la vita, la morte, l'ironia con cui affrontare la delicatezza dell'esistenza, e quindi questa è una grande occasione. È una soluzione, ma è anche la dimostrazione di come la compagnia Carullo Minasi intende portare il teatro fuori dal teatro per riconquistare quel pubblico che potrà tornare a teatro molto più numeroso. L'obiettivo è proprio quello di riconquistare il pubblico, di ritrovare una cittadinanza attiva che possa finalmente reclamare a gran voce quella che è la necessità di essere insieme davanti all'arte e alla poesia. Buonasera! No, lei chi è? Tutti gli uomini devono andare contro natura. Calcio, l'Acragas prepara la terza giornata del campionato di eccellenza. Carmelo Lentini. Ritorna in auge lo storico derby Acragas-Nissa che in tempi passati richiamava sugli spalti migliaia di sostenitori. La compagine biancoscudata, attualmente infetta alla classifica dopo anni di anonimato, è ritornata al massimo campionato dilettantistico isolano con una nuova dirigenza ed un programma ambizioso di rilancio del club. Di contro un Acragas deluso dai primi risultati che hanno segnato appena un punto su 6 disponibili. Nulla di compromettente ed è lo stesso tecnico biancazzurro Francesco Di Gaetano che, pur deluso della prova incolore dei suoi ragazzi, guarda al futuro con maggiore serenità. Per quanto riguarda la Nissa, a punteggio pieno dopo 2 gare è allenata dal tecnico Angelo Bugnanni. La vittoria di domenica scorsa con il giovane Marsala fa seguito a quella esterna ottenuta sul temibile campo dell'Oratorio Marineo. La rosa biancoscudata si è parecchio rafforzata e può contare su calciatori di buone qualità, come l'attaccante Stassi, i 2 Priola, Mangano, Ilario e gli attaccanti Gallone, Calabrese e Prestia. Tutto da decidere l'11 biancazzurro che dovrà cercare di vincere per avvicinarsi in alta quota. Tra l'altro va anche ricordato che mercoledì prossimo 28 aprile si giocherà la 4ª giornata di campionato e l'Acragas sarà ospite dei cugini di Canicattì al Saraceno di Ravanusa. In poche parole sarà vietato sbagliare. La gara con la Nissa sarà diretta da Dario Pomara di Palermo, mentre gli assistenti saranno Francesco Conti ed Elvira Rizzo di Enna, che è una vecchia conoscenza dello stadio Esseneto. Il fischio d'inizio è programmato alle ore 16:30. Queste invece le altre gare in programma. Questo sabato si anticipa la sfida tra Marsala e Canicattì, mentre domenica, oltre Acragas e Nissa, si giocano Mazzara Cus Palermo, Oratorio Marineo Don Carlo Misilmeri e San Cataldese Folgore. Volley, la SEA Paragone in vista dell'inizio dei playoff ha un nuovo preparatore atletico, è Massimo Catalano. Vediamo. E stamattina abbiamo lavorato sulla potenza aerobica, quindi sulla capacità di recupero tra un'azione e l'altra. È un lavoro che stiamo facendo in queste settimane di carico, insomma nelle ultime 2 settimane poi vedremo di fare arrivare un po' più brillanti le atlete agli appuntamenti agonistici importanti. Sì, lavoriamo appunto sulla capacità di recupero. È chiaro che nella pallavolo c'è anche una componente importante aerobica che insomma serve per alcuni aspetti per recuperare tra un allenamento e l'altro, questo è un po' più la resistenza generale, mentre la potenza aerobica è proprio avere la capacità di effettuare un'azione
con la stessa efficacia dell'azione precedente, quindi nei tempi di recupero, quei pochi secondi che abbiamo tra un'azione e l'altra, oppure nei time out o nei cambi di campo, insomma. Quindi lavoriamo su questo, chiaramente su ritmi completamente diversi, allenanti rispetto ai ritmi partita, proprio per avere un'efficacia nell'allenamento. Lavori anche per gestire le emozioni delle atlete, cosa vuol dire? Oddio, queste atlete sono abbastanza navigate e le emozioni riescono a gestirle già abbastanza bene da sole. È chiaro che c'è sempre un lavoro di gruppo, c'è sempre un lavoro mentale che è importante, che ci deve accompagnare nelle motivazioni, ma soprattutto nel sapere gestire le tensioni nei momenti importanti. Però è un gruppo che è abbastanza bravo a fare questo. Allora, al punto in cui siamo, diciamo, siamo un po' carichi di lavoro. Purtroppo questa è una stagione un po' particolare, nella quale paradossalmente abbiamo iniziato la terza preparazione fisica dell'anno. Generalmente se ne fa una e poi si fanno dei richiami a Natale, insomma comunque nelle pause, mentre quest'anno ci hanno fermati più volte, anche adesso, insomma 6-7 settimane rispetto, diciamo, alla fine del mini girone e all'inizio poi di quelli che saranno le partite importanti dei playoff. E abbiamo, diciamo così, nella prima settimana di rientro abbiamo fatto un lavoro di riattivazione generale. Ora stiamo facendo 3 settimane importanti dove facciamo molto lavoro di costruzione muscolare, di prevenzione infortuni e insomma di lavoro proprio per fasciare bene le articolazioni e così via. Nelle ultime 2 settimane saranno quelle che ci faranno stare proprio bene e pronti per le partite. Lavoreremo più sulla forza massima e sulla forza esplosiva, che insomma è quella che caratterizza il nostro modello di prestazione. Ciclismo, domani domenica la Coppa Italia entra dentro la Valle dei Templi. Stamani la conferenza stampa di presentazione dell'evento. Vediamo. Una bella manifestazione ciclistica domani si svolgerà all'interno della Valle dei Templi. Ecco come sarà organizzata. Sì, la manifestazione si svolgeranno oggi 24 dalle 13 le prove libere e domani già dalle 8:30 ci sarà la prima partenza. La manifestazione è della Federazione Ciclistica Italiana, è organizzata dalla Scuola di Ciclismo nella Valle del Racing Team Agrigento. Io sono il direttore organizzativo della manifestazione e assieme ai collaboratori abbiamo deciso di prenderci questa prova di Coppa Italia, che è una prova abbastanza importante. Le categorie sono gli esordienti e gli allievi, poi il pomeriggio ci saranno le categorie open. Quindi alle 8:30 si parte davanti il Tempio di Giunone e dopo aver fatto un giro di lancio di circa 400 metri entrano nel parco archeologico e successivamente nella forestale per iniziare a fare i giri. Io per questo voglio ringraziare la famiglia di piazza dell'Abrico Market, ringrazio l'Assemblea regionale siciliana, ringrazio il sindaco di Agrigento, il direttore del parco archeologico, il direttore della forestale e tutti quelli che ci hanno creduto e ci consentono di portare avanti questa attività. Una manifestazione molto importante, quella che si svolgerà domani all'interno della Valle dei Templi, e con la Coppa Italia del ciclismo passa all'interno dei Templi. Sì, dico, è il primo anno che io vengo e sono invitata e appena mi hanno invitata sono rimasta entusiasta dell'idea e dell'invito, perché conosco la Valle dei Templi, sono una turista e amante della Sicilia e vedere il ciclismo di alto livello in un contesto come questo è davvero emozionante per me che sono un'appassionata di ciclismo. Sono quindi molto contenta di vedere un organizzatore molto attivo, una struttura molto attenta alle esigenze non solo degli atleti ma delle società, la federazione qui rappresentata non solo da me ma anche dal comitato regionale, quindi ci sono tutti i presupposti per... Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.